A me piace l'idea che queste due banche, che sono in grossa difficoltà, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, possano avere un percorso di fusione e dopo da lì ripartire. Lasciare che l'operazione Atlante faccia il suo corso per poi pensare ad una banca veneta è il risultato della fusione tra Vicenza e Montebelluna. Una prospettiva non impossibile per il governatore del Veneto che parte da una semplice considerazione. Atlante non ha come compito la gestione delle banche, ma avviare una ristrutturazione, dopodiché venderla sul mercato. Un mercato che si troverebbe in mano con le imprese il Veneto che produce, uno dei 3 motori economici italiani. Una situazione che impone delle garanzie per i territori. Io un anno fa ho scritto addirittura a Renzi, a Draghi e così via per dire guardate che il governo deve entrare con le garanzie. Si è iniziato timidamente con Atlante, si parla già di un Atlante 2, ma si parla anche di un grosso investimento sul mercato bancario. Ricordo che la Germania lo ha fatto in anni non sospetti e non è nelle stesse condizioni nostre. Una banca che comunque non potrà non rispondere al passato. Ma è anche realizzabile pensare che queste due banche si fondano e che mettano come primo obiettivo del loro piano industriale quello di, ad esempio, con gli utili andare a risarcire tutti gli azionisti che hanno perso tutto e iniziare dai piccoli azionisti. Non deve mancare però un intervento da parte del governo perché non è possibile che i guai delle banche li paghino poi i cittadini.